Aleluia, amém. Eu não mais visto la chiesa così in silenzio come oggi. Ti invito ad alzare in piedi in questo momento. Ti invito anche a fare una cosa, uscire dal tuo posto adesso. Facciamo un po' di movimento, visto che eravate tutti in silenzio. Ti invito a uscire dal tuo posto, a dare un abbraccio a un fratello, a salutare un fratello. Fai così, dai, esci dal tuo posto. Abbraccia un fratello, saluta un fratello, dici benvenuto in questa casa. Benvenuto, Dio ha una parola per te, Dio ha qualcosa di speciale durante questo culto. Non distrarti, non distrarti. Stai attento a ciò che Dio parlerà a te questa sera. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Amém? Tornate ai vostri posti e cominciamo il culto, amém? Alleluia. Volevo chiedere al nostro fratello Eto che farà questa preghiera di inizio. Amém? Preghiamo insieme. Amém. Eterno Deus, glorioso Pai, te agradecemos por essa noite, por esse dia que passamos, ó Pai, e pela Tua graça e misericórdia por ter chegamos aqui para louvar e engrandecer ao Teu nome, porque Tu és merecedor, Tu és digno, ó Pai. Que o Teu amor, a Tua graça possa nos alcançar essa noite, que o Senhor possa encher os nossos corações, ó Pai, da Tua paz, da Tua alegria, ó Deus, e que possamos sair daqui, ó Pai, cheio do Teu Espírito, ó Pai, cheio da Tua luz, e que possamos resplandecer a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Pai, para este mundo, ó Pai, que o mundo possa ver o Teu Espírito, ó Deus, sobre nossas vidas, e que o Senhor possa nos dar força, ó Pai, para continuar caminhando, ó Pai, em espírito e em verdade, porque o Teu nome é merecedor de toda glória, todo poder e adoração, e te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém. Possiamo fare un applauso al Signore?
ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro Di noi, se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Chi mai ci fermerà? Tu sei Dio, tu sei Dio. In questi giorni c'è una canzone che non esce dalla mia mente, che non riesco a smettere di cantare. Questa canzone è inglese, però traducendo all'italiano è stata scritta da un bambino. Vedete la semplicità di queste parole. La canzone dice: Dio, io ti ringrazio per la luce del sole, io ti ringrazio per la pioggia, ti ringrazio per la gioia e ti ringrazio per il dolore. È un bellissimo giorno. E io non so come è andata la tua settimana, non so come sono state le tue giornate, se c'è stata solo gioia o dolore, se c'è stato solo sole o pioggia, ma io ti dico che noi dobbiamo ringraziare Dio in ogni circostanza, tanto quando c'è il sole, tanto quando piove, tanto quando noi siamo felici, ma anche quando noi siamo tristi, proviamo dolore. E io ti dico che è proprio per questi momenti di dolore, questi momenti difficili, che noi dovremmo ringraziare Dio, perché sono in situazioni difficili che noi conosciamo chi è il nostro Dio. È quando noi proviamo dolore, quando siamo feriti, che conosciamo Yahweh Rafa, che è il Dio che cura. È quando noi siamo tristi che conosciamo il Dio che è la nostra forza. È quando noi ci sentiamo depressi, abbattuti, che noi conosciamo il Dio che ci alza. Quando noi passiamo in un momento di necessità, conosciamo il Dio che provvede. E oggi noi non siamo qui per dichiarare quanto non è potente il nostro Dio, ma noi dichiariamo tutta la potenza. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Lui è al di sopra di ogni difficoltà, di ogni battaglia, di ogni dolore. Il nostro Dio è il Dio redentore, è grande in potenza e Lui è Dio. Cantiamo ancora una volta: il nostro Dio è grande in ogni circostanza. Amen. Il nostro Dio è forte, è al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, ed è al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande. Posso sentire solo la Chiesa cantare: il nostro Dio è grande. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, ed è al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Alleluia. Tu puoi applaudire il nome del Signore. Ah, Spirito Santo. Alleluia. Io volevo che tu chiudessi i tuoi occhi in questo momento, chiudi i tuoi occhi. Allora percepisci ciò che tu stai pensando in questo momento. Vedi ciò che tu stai pensando in questo momento. C'è un versetto che dice: perché ti abbatti, ó anima mia, e spera in Dio. Spera in Dio. E non so la tua mente cosa sta pensando, non so la tua anima cosa c'è questa sera, ma io vorrei dirti che spera in Dio. E non
lasciare che la tua mente, non lasciare che ciò che tu stai pensando, non lasciare che se tua anima è distante questa sera, ti distraga di ciò che Dio sta facendo in questo luogo. Forse tu ti senti spento, forse tu dici: Signore, io vorrei ancora sentire quella presenza di Dio che mi riempie il cuore. Dio ti chiama questa sera a sentire questa presenza. Dio ti chiama questa sera a dichiarare: io ho ancora fame, Signore, io voglio bruciare per la tua presenza, io ho ancora sete, Signore. Signore, noi siamo qui, vogliamo stare vicino alla tua presenza, vogliamo non stare solo con il nostro corpo qua dentro e con la nostra mente là fuori, Signore, ma che noi possiamo essere qui e sentire la presenza di Dio che è in questo luogo, Padre. Noi vogliamo bruciare ancora una volta per la tua presenza, Signore, e per questo noi ti chiediamo, Signore, tutta la cosa che ci lascia, Signore, distratto in questa sera, Padre, possa uscire di questa chiesa nel nome di Gesù, Padre. Venga a bruciare ancora una volta, Signore. Brucia dentro di noi, Signore, quel fuoco, Signore, che ci riempie la nostra anima, che rompe ogni catena, che distrugge le muraglie che il nemico sta cercando di mettere, Signore. Venga a bruciare ancora una volta dentro di noi, Signore, per rompere, Signore, le catene della depressione, dell'ansietà, Signore, per rompere, Signore, la catena dell'impazienza, Signore, e che il tuo Spirito Santo possa fluire dentro di noi, Padre. Venga, Signore, a ravvivarci la tua chiesa, Signore. Venga a bruciare, Signore, dentro di noi, Padre, perché noi abbiamo ancora fame, noi abbiamo ancora sete della tua presenza, Signore. Vieni, Signore, in questo momento, Padre. Io sono tuo.
c'è un fuoco ancora. Vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, vieni a bruciare, fuoco nei tuoi occhi. Mi ha fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori, fuoco nei tuoi occhi. Mi ha fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame. Sacerdoti, la fiamma non si spegne. Noi che siamo sacerdoti, La fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. noi che siamo, dichiari questo, Sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. la fiamma non si spegnerà. Dichiari noi che siamo Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà.
approfittare questo momento. E noi abbiamo fatto 7 giorni di preghiera su Zoom. Oggi è l'ultimo giorno. E questa preghiera noi faremo durante questo culto. E io volevo approfittare questo momento proprio. Eu volevo approfittare questo momento. Il pastore mi ha chiesto di farlo io questa preghiera. E eu volevo che in questo momento tu ti inginocchiassi, o tu uscissi dal tuo posto, ou tu stassi in piedi nel tuo posto dove sei, ma che tu abbia libertà di pregare in questo momento e di parlare con Dio. Forse tu non sei riuscito a partecipare in nessuno di questi giorni, di questa preghiera, ma il Signore è potente per rompere ogni muraglia. Il Signore è potente per rompere le muraglie, forse dal comodismo che non ti ha